Morosini, c'è un Presidente della Repubblica che secondo lei potrebbe garantire anche voi, anche chi chiede poi di... Io credo che si debba dire innanzitutto una cosa. Cosa deve fare il Presidente della Repubblica? Perché mi pare che quest'ultimo Presidente abbia interpretato un ruolo più politico che di garante. Esatto. E quindi secondo me ha debordato un po' da quello che era il suo compito costituzionale. Quindi lei vorrebbe un notaio? Noi abbiamo bisogno di un garante dei diritti di democrazia e di libertà, cosa che in Italia oggi non è assicurata, perché se viene impugnata come è stata impugnata dal governo, soprattutto per la spinta, dalle notizie che abbiamo, dai gran commì che governano il Quirinale, la legge 16 sull'indipendenza del Veneto, che è mera manifestazione del diritto del popolo veneto sulla questione dell'indipendenza, io sono preoccupatissimo. Presidente della Repubblica serio, garante, avrebbe dovuto schierarsi lavorando con i suoi gran commì, che sono quelli che sappiamo hanno lavorato di più assieme a quelli del Ministero dell'Interno per indurre Renzi, che non voleva farlo, ad impugnare la legge. Quindi un garante, uno che garantisca l'articolo 21 della Costituzione, libera manifestazione del pensiero. Una nota su Veltroni, che è una persona anche simpatica, ma faccio notare che Veltroni, che è mio coetaneo, prende la pensione da quando ha 50 anni, e uno che prende oltre 5.500 euro al mese di pensione da 9 anni, io credo che non sia garante di nessuno, anche se riconosco che ha un suo percorso politico assolutamente rispettabile per altri profili, ma uno che prende la pensione da quando ha 50 anni secondo me non interpreta in un momento di disperazione come questa, di difficoltà, di fallimenti, di disoccupazione, di sofferenze, ma assolutamente il comune sentire. Su Letta, che era un gran commì di Craxi, taccio, perché è meglio che ne taccio. Ma lei non si sentirebbe più garantito da un candidato di area leghista? Assolutamente perché... no. Assolutamente no, perché la politica è fatta di coerenza nel tempo, e credo che chi predica in Veneto di essere a favore dell'indipendenza, poi va a fare un movimento che si chiama Noi con Salvini al Sud e cerca collateralità con tutte le espressioni della politica che ha gli interessi e la gestione del potere a Roma, credo che sia un po' incoerente, quindi fa bene a candidare sto signore qua. Lei sa che all'inizio dell'anno scorso, 2014, la Consulta si è pronunciata sulla famosa legge elettorale, sul Porcellum, e l'ha di fatto dichiarata incostituzionale. Vuol dire che chi è nel Parlamento oggi non dovrebbe star lì. Non ha la legittimazione per fare le leggi. Qualcuno dice, beh, quello che hanno fatto prima, ok, va sanato perché di fatto altrimenti vi sarebbero meccanismi impossibili per riconciliare la continuità della Repubblica. Lasciamo perdere questo argomento che è puramente tecnico, ma quello politico e l'attualità. Da quel momento in poi un garante dell'interesse pubblico e della collettività avrebbe dovuto dire intanto a questo Parlamento: tu non sei legittimo perché l'ha detto la Consulta e quindi non puoi azzardarti a fare riforme costituzionali. E invece abbiamo un Parlamento che si sta impegnando sul tema delle riforme costituzionali ed è illegittimo. Quindi abbiamo inserito il germe pericoloso della illegittimità nel soggetto che sta promuovendo una riforma Fantini, e poi andiamo in pubblicità. Un garante della Costituzione su questo dovrebbe avere i polsi che gli tremano. Morosini non mi ha fatto un nome lei, però ce n'era un nome? No, le ho detto un garante, poi è un problema per me che parlo di indipendenza veneta, è un problema di politica internazionale. Ho bisogno di un vicino che sia un democratico. Un Cassese, un nome di questo. Ma guardi, io se devo dirle ho sempre avuto grande stima di Sergio Romano, che ha un'esperienza internazionale. No, siccome l'Italia e la politica estera è disastrata, un Presidente della Repubblica di qualità, conoscitore dei meccanismi di politica internazionale, tutto sommato serio e con una enorme autorevole figura anche all'estero, potrebbe essere Sergio Romano. Il Presidente della Repubblica non è il capo del governo. C'è una cosa il Presidente della Repubblica deve essere il garante, non l'attore principale sulla scena del governo del Paese. Questo è stato quello che si è sostituito a me, a te, a lui, a tutti quanti, a chi ci ascolta, per decidere lui che si doveva fare 3 governi. L'obiezione Morosini è che non decideva nessuno. No, allora si va alle elezioni. Allora si va alle elezioni. Direi un presidente garante. Ho indicato Sergio Romano perché è un uomo di grande esperienza e diplomazia internazionale, un pensatore, un uomo libero. Un uomo che dovrebbe garantire i diritti del popolo veneto di manifestare la propria scelta di indipendenza, non un nemico non vorrei della giocare libertà. contro Romano. Teniamo anche conto
come viene eletto il Presidente della Repubblica, in che contesto viene eletto. Per esempio non ci sono dei candidati, sono dei nomi sparati dalla stampa, magari suggerita dalle lobby partitiche che dicono intanto bruciamo questo, esponiamo quello, vediamo le reazioni su quest'altro, e poi viene fatto un compromesso nei luoghi oscuri del palazzo, non nel senso negativo, ma nei luoghi in cui l'osmosi democratica non c'è solo il puro potere. Berlusconi ha necessità di impedire che venga eletto un certo presidente, Renzi ha necessità che non ne venga eletto un altro, e quindi si va a compromesso su una terza figura. Questo non è il miglior cosa. È vero che la nostra non è una repubblica presidenziale, esatto, però è il meccanismo pensato. Ma il meccanismo, chiudo, ma il meccanismo pensato dai costituenti era proprio perché la figura del presidente poteva essere eletta dal Parlamento, magari si poteva trovare una formula migliore per essere il garante. Invece questo viene eletto come compromesso politico, e dopo abbiamo le figure come quella di Napolitano, che secondo me è stata grandemente negativa. Il Presidente della Repubblica poteva intervenire per esempio sull'impugnazione della legge 16, dire la sua. Perché impedire la manifestazione di pensiero ai cittadini? Un referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto che fa paura. Fa paura uno Stato debole, non mette in attivazione con i meccanismi che gli sono propri quell'istituzione di garanzia come è il Presidente della Repubblica. Potrebbe per esempio fare un messaggio alle Camere. Noi lo sappiamo che in 9 anni quasi, 8 anni e 8 mesi, il Presidente uscente fortunatamente ha fatto un solo messaggio alle Camere, che è uno strumento straordinario. Ha preferito comunicare per altre vie, è intervenuto sulle azioni del governo quasi quotidianamente. A me ha stupito che pochi commentatori abbiano riflettuto sul fatto che ogni volta, al di là del gesto di cortesia, il Presidente del Consiglio, prima di andare alle riunioni internazionali o ai summit a livello europeo, va a prendere le note dal Presidente della Repubblica. Ma stiamo scherzando? Ma quando mai si era visto prima in Napolitano? Questo è stato un uomo di governo in tutti i sensi, non un uomo di garanzia. Chi invoca un presidente cattolico? Per le religioni ho un grande rispetto, ma credo che le istituzioni debbano essere necessariamente laiche, non se ne discute. L'esperienza millenaria della Serenissima ne è una prova confortante. Il religioso fra Paolo Sarpi, che nel 1606 difendeva la laicità della Repubblica, è il massimo della prova di cosa è il valore delle istituzioni. A Palomba la domanda della discriminazione. Su questo dovreste riflettere attentamente quando si impugnano leggi. Insisto su questo punto. Non ho visto una parola dei democratici del Veneto, del tuo partito, in favore, tranne quello della Rubinato, che infatti l'avete fatta fuori nelle primarie, che ha dovuto... Ha fatto le primarie, non l'hanno eletta. Perché le ha volute lei. Io ti posso dire che non è stata sostenuta dal partito. Perché io sono sempre stato uno che pensava un partito democratico federalista. No, vabbè, però fate votare allora, battiti, dillo in pubblico che tu sei contrario all'impugnazione che il governo tuo ha fatto. Fermi un attimo. Prima di salutare, Morosini, ricorda quando è la data della sentenza della consulta? No, c'è la discussione davanti alla Consulta il 28 di aprile e saremo presenti come Indipendenza Veneta perché, come lei sa, abbiamo dispiegato un atto di intervento a difesa del diritto di voto dei veneti. Su questo chiediamo a tutti i sindaci, le do una notizia in anteprima, promuoveremo un'azione con i sindaci di tutto il Veneto a sostegno del diritto di voto, e quindi io chiedo anche a Vantini, che è sindaco ed è democratico, se è a favore di questo. Mi auguro di sì, sul diritto di voto. Io ho detto in tempi non sospetti, perché lo studio era messo in un'altra posizione, mi ero messo qua e magari c'eri, non so se c'eri tu anche in trasmissione, ho detto che se noi mettiamo in condizione il Veneto di avere un regime fiscale migliore voto e un sì sistema o no, Vantini, non fare il politico vecchia come maniera. la penso, un sistema fiscale migliore e in un regime di competitività, io sono pronto a fare il referendum. E allora non hai detto, non sei democratico.